Alla Stradafoglia ci sono tutti i figli a mare, Caprino Verdure, un po' di tutto vendono, dai. Regalo, che mi interessa a me. Posso ballare? Ballassi. Meno male che a sua vado a girare ricca, che mi interessa a me. Ciao. €1 uva. €1. Massimo. Hanno una musica, l'illuminazione, senti li noti, arabe spagnoli, che fanno ricca la sua tradizione. Pane figo vado a mangiare se non volete ricreare, signore. Avanti, €1 a fila. La calamine vede sto modo! Siamo già buona sassa! Quando canta le sue tradizioni, hanno una musica, l'illuminazione, senti li noti, arabe e spagnoli, che fanno ricca la sua tradizione. Avanti zio lo signor! Melone di Pacenco! Tutta roba eccezionale! Tutta roba extra lusso! Raffaele Mandeone che fa dei favori. Allora, io mi chiamo Mandeone Raffaele, cartanesetta e faccio i favori. C'è gatto pane, zucchero, nale, latte, zucchero, caffè, pasta, uovo, frutta, pane, giornale, tutto quello che c'è bisogno per le persone che non hanno soldi. Io ci campo per tutto l'anno. Mi piace perché ci sono abituato da piccolo. Tante donne pure Raffaele mi salutano, mi danno per baci pure. Quindi ma ti rendi conto? una C'è cosa troppo Raffaele. allucinante. Un bacio a tutti, ti voglio bene. E come una seconda. Lillo Quiz, qui davano Brothers, professor Raffica, che sui palchi, cose. Cioè non solo, Mango ci ha salutati, cioè noi abbiamo creato Raffaele, ce l'abbiamo fatto conoscere tramite la televisione, e ora lui in televisione cioè non ci saluta. No, veramente. Vedete come si ribaltano le cose? Caltanissetta è strano, è strano. Certo che è strana questa situazione, troppo strana. Ma certo che uno che va a fare
che farsi notare in questa città, che deve fare? E c'ho da marteggiata in destra uno. Ripigliamo sta partita, va. E comunque, al Tanissetta, due artisti come noi, non si meritava. Sì, i Tafano Brothers. Ma che artisti erano? Artisti di quattro sordi. Perché tu, scusa, tu mi conosci artisti di quelli proprio veri? Che io conosco l'artista vero, mamma, un pittore. Ma quadri di un certo livello? Quadri di un certo livello. Ma chi su è? Coè, Franco. Minchia vero, Franco. Mi chiamo Francesco Galletti, sin da piccolo ho sempre cercato di fare dell'arte, perché si può dire che io quando ero piccolo, invece di andare a giocare con altri bambini, restavo sempre da sola a creare delle cose. Non mi piaceva fare altri giochi, ho sempre cercato di modellare con l'argilla, di fare delle cose creative. Poi ho sempre dipinto e scolpito in modo istintivo, non ho mai preso delle lezioni. Ho sempre rifiutato di prendere le lezioni perché mi piace essere autodidatta. A Caltanissetta, ad essere sincero, non mi trovo tanto bene perché le persone non mi giudicano per quello che io sono, ma per quello che vede in me, perché vengo giudicato per l'apparenza più che altro, ma non per quello che sono.
Quando dipingo esprimo tutto quello che ho dentro, tutta la rabbia che ho dentro la impressiono sulla tela. Dopo che finisco di dipingere mi tranquillizzo un po' perché ho sprigionato tutta la mia aggressività, quella che ho dentro.